L'orario di chiusura dei negozi sta diventando un incubo per negozianti ed esercenti presi di mira dai malviventi, banditi alla ricerca degli incassi della giornata, poco o tanti che siano, l'importante è arraffare quanto più possibile ed ormai la gente non si sente più tranquilla nonostante il super lavoro delle forze dell'ordine. Viviamo col terrore, andiamo a lavorare, usciamo, se hai l'incasso, cioè è proprio diventato. Sì, sì, ho il negozio qui anch'io in via Zara e li abbiamo tutti visti passare nel pomeriggio questi due brutte persone. Questo negoziante è stato seguito, ci racconta, e tenuto sotto controllo fino a quando è stato derubato. Mi sono recato come ogni sera a chiudere il negozio e nel momento che stavo chiudendo il negozio, in una maniera molto veloce, mi è sparita la borsa dalla macchina. La borsa neanche non si vedeva addirittura perché era sotto il sedile, per cui di sicuro questi sapevano già come comportarsi perché l'hanno subito trovata. Nel momento che sono uscito non c'era più. Sulla rapina di ieri, in pieno centro, ci dice: In centro con tutti i negozi alle 6 di sera di venerdì, è un po', ma comunque ci siamo abituati perché sono già andati a far visita anche da altri commercianti, non si può andare avanti così. Questa gente non sai mai chi è, le foto nei giornali non li vedi chi sono e andiamo a finire noi che alla fin fine non dovremmo andare sui giornali, ma loro devono andare sui giornali a vedere la faccia, non nostra. Quindi un po' più di sicurezza, ecco questo.